È una squadra che rappresenta gli eletti dell'amministrazione comunale, cioè siamo una squadra di eletti. Nessun assessore esterno come si era vociferato nei giorni scorsi. Il sindaco Venturini ha presentato ufficialmente la sua nuova squadra. 10 assessori di cui 3 under 40, 4 Fratelli d'Italia, 2 Lega, 1 Forza Italia, 3 lista Venturini sindaco e 4 consiglieri delegati. L'idea è quella di dare anche un senso generazionale alla giunta con esperienze solide da parte di alcuni membri, a iniziare dal mio vice sindaco che ha un'esperienza di garanzia, ma anche con risorse ed energie nuove per dare risposta alle istanze generazionali che le nuove generazioni stanno ponendo e hanno posto anche in campagna elettorale. A Francesca Zaccariotto, vice sindaco, andranno le deleghe alla sicurezza urbana, polizia locale, vivibilità urbana. A Silvia Peruzzo Meggetto, consigliera comunale nella precedente amministrazione, sport e turismo. La delega alla cultura, che ha lasciato col fiato sospeso, va a Paolo Romor insieme a urbanistica, cultura, ambiente e avvocatura civica. E conosce molto bene anche le dinamiche culturali della città, le sue fondazioni culturali, e quindi mi darà sicuramente una mano, pur restando io poi a capo di tutta la giunta, evidentemente dando le grandi strategie generali anche sui temi culturali. Cultura e urbanistica sono parti del ridisegno di una città, ne formano l'anima e ne formano l'immagine, e quindi l'urbanistica così come la cultura oggi sono centrali nel reimmaginare la città del domani. Paolino Danna avrà le deleghe a personale, protezione civile e lavoro, Maica Canton, politiche educative e trasporto automobilistico, Alessandro Scarpa Marta, pesca e agricoltura, Ermelinda Damiano da presidente del Consiglio Comunale ad assessore a coesione sociale, casa e patrimonio. Michele Zui mantiene le deleghe a bilancio, tributi, partecipate e mobilità acquea. Riccardo Brunello, altra giovane new entry, i lavori pubblici che eredita da Zaccariotto, e Sebastiano Costalonga manterrà commercio e attività produttive. Il primo cittadino terrà invece per sé le deleghe a porto, relazioni internazionali, politiche comunitarie. I consiglieri delegati sono Paola Mar, assessore nella precedente amministrazione, con delega a università, biblioteche e street art. Massimiliano De Martin, UNESCO, politiche energetiche e dell'acqua. Giovanni Giusto mantiene le tradizioni, Aldo Reato, valorizzazione della gondola. Saranno inoltre istituiti 2 gruppi di lavoro. Il tema delle nuove politiche per la residenza, nuova residenzialità, e l'immagine di come reimmaginare il tema della casa non solo a Venezia ma più in generale in tutte le grandi metropoli, e dall'altra parte il tema della gestione dei flussi turistici. Costituirò 2 gruppi di lavoro, 2 unità di missione con a capo delle persone prese all'esterno. Nei giorni scorsi Andrea Martella, principale avversario di Venturini alle elezioni, aveva chiesto di fare un atto di coraggio dando la presidenza del Consiglio alla minoranza, ma Venturini risponde così. Hanno utilizzato una campagna elettorale per demonizzare l'avversario, questa mano tesa così in questo momento lascia un po' il tempo che trova. Non credo che sia oggi una soluzione percorribile, avranno le presidenze di garanzia così come già detto, mi aspetto un atteggiamento diverso da quello che hanno avuto in campagna elettorale. Sulla nuova giunta Martella ha commentato: giudicheremo sulla base delle azioni e dei risultati. La prima valutazione però è quella di una squadra modesta, tutta figlia della spartizione tra partiti per numeri di poltrone e assessori, priva di apertura verso l'esterno, di competenze e professionalità al di fuori del perimetro dei partiti.